partecipato in circa 1 migliaio ieri sera alla Fluo Run, la manifestazione ludico-motoria non competitiva che ha preso le mosse dall'Isola dell'Unione alle 21:30 per snodarsi nel tracciato di 6 km lungo il centro storico di Chioggia e quindi attraverso l'anello che circonda il Lusenzo. Molti i podisti del luogo si sono cimentati sotto una luna gigante, coadiuvati anche dall'associazione Cavalli Marini che si è prestata a supportare lo staff, ma anche tanti turisti già in città o arrivati appositamente. Addosso i corridori portavano gadget fluorescenti distribuiti alla partenza e nelle varie stazioni di ristoro, anche se va detto che solo una piccola percentuale ha percorso il tracciato correndo e arrivando entro le 22, ma non era importante. Gli altri per lo più camminando. Tra chi ha corso anche una donna di 80 anni che non se ne perde una. La Polizia di Stato ha sovrinteso la viabilità, fermando il traffico per qualche minuto sul ponte translagunare fra Sottomarina e Chioggia, anche se alle macchine è stato consentito ugualmente di transitare lungo la riva di San Domenico, scelta da alcuni partecipanti per arrivare a Vigo e tornare indietro. All'Isola dell'Unione, già dal tardo pomeriggio, è avvenuta la distribuzione dei kit con riscaldamento degli atleti e allenamento funzionale. Per tutta la sera è proseguita l'attività di strong fitness sincronizzata con la musica. Pavesini, rifai il percorso. Anche ieri la polizia locale di Chioggia ha effettuato 7 sequestri di merce venduta in spiaggia senza le necessarie autorizzazioni commerciali e totalmente in frode al fisco. Altre centinaia di articoli che si aggiungono agli oltre 43.000 sinora sottratti al mercato illecito. Tra i sequestri di ieri anche quelli operati ai danni di 2 venditori di cocco, italianissimi, che giravano per gli ombrelloni della zona centrale della spiaggia di Sottomarina con il secchio pieno di fette di noce di cocco, peraltro in condizioni igieniche precarie, senza alcun genere di licenza commerciale né nulla osta sanitario a tutela della salute del consumatore. Questi venditori ambulanti giravano per ore e ore sotto il sole cocente e spesso, camminando, la sabbia della spiaggia finisce nel secchio con l'acqua, non sempre coperto. Inoltre gli ambulanti non usano posate per servire il cocco ai bagnanti e lo porgono direttamente alle mani. Proprio a causa di questa scarsa pulizia, nell'acqua in cui viene lasciato il frutto possono svilupparsi colonie batteriche pericolose per la salute, soprattutto dei bambini. A entrambi i venditori non autorizzati è stato contestato un pesante verbale, con sanzioni amministrative per 10.300 euro ciascuno. Le scuole di Chioggia riapriranno a settembre con un nuovo look e migliorate funzionalità. Approfittando della pausa estiva, la città metropolitana di Venezia, che dalla ex provincia ha ereditato l'incombenza della manutenzione dell'edilizia scolastica, ha provveduto o sta provvedendo a sistemare diversi plessi in tutta l'area. All'Istituto Tecnico Righi di Borgo San Giovanni sono stati realizzati nuovi laboratori di cucina ed è stato bonificato il tetto dall'amianto. Al liceo veronese gli studenti troveranno i serramenti cambiati, 12 aule ridipinte e il ripristino della linea di scarico delle acque meteoriche nel percorso esterno principale, mentre i professionisti sono all'opera per avviare l'installazione dei nuovi dispositivi antincendio. Inoltre sono stati verificati i solai e i pavimenti, proprio per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi, e così pure all'ITIS. Per quanto riguarda il Cestari, verranno impiegati i fondi del Ministero dell'Istruzione, pari a quasi 600.000 euro, anche per effettuare le prove di carico e la verifica dei solai a rottura. Infine sono in corso interventi ad hoc per ottenere il certificato di idoneità ai pubblici spettacoli destinati al Palazzo dello Sport di Borgo San Giovanni. Ancora vittime per il dissesto stradale a Sottomarina. Qualche giorno fa un 48enne residente nei pressi di Campo Traghetto è incappato in un cratere sul terreno mentre camminava all'altezza del bivio tra via San Marco e viale Venezia verso San Felice. L'asfalto collocato in via provvisoria, dopo le precedenti segnalazioni relative alla voragine, non ha tenuto e così l'uomo si è fratturato la falange prossimale dell'alluce,
dovendo ricorrere alle radiografie e alle cure ortopediche per stabilizzare il piede attraverso una stecca, con prognosi di 30 giorni. Ad un primo momento pensavo fosse una distorsione, afferma il 48enne. Provavo dolori, ma non temevo si trattasse di frattura. Il cratere si era sviluppato all'inizio del mese e per 10 giorni è stato segnalato sia alla polizia locale, intervenuta con 2 sopralluoghi, sia a Veritas. Gli operai comunali hanno appunto gettato asfalto per la copertura, ma presto è ceduto di nuovo il terreno, dal momento che la cavità arriva fino sotto il muro portante del primo edificio addossato. Si avvicina l'esordio ufficiale per l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina nella stagione agonistica 2019-2020. Dopo gli amichevoli contro Montecchio Maggiore, risultato 1-1, San Donà 3-1 e Dolo 6-0, domenica dalle ore 16 allo stadio Ballarin la formazione di Mario Vittadello affronterà il neopromosso Mestre per il turno preliminare di Coppa Italia. Gli arancioneri allenati da Gianpietro Zecchin annoverano alcuni ex Granata come Severnini, Dell'Andrea, Brentan, Kin e il bomber Rivi. Lo scontro in partita unica, nel caso di parità si procederà ai calci di rigore. In casa lagunare il tecnico non potrà disporre di Marangon, Tattini e del portiere Esposito. A difesa dei pali si profila un ballottaggio tra Giacomo Boscolo e Angelo Bedendo. Nei ruoli di movimento potrebbero schierarsi Granziera, Ballarin, Cuomo e Baltrunas in difesa, con l'eventuale dubbio Antonovic e il conseguente spostamento a sinistra di Granziera. Poi Djuric ed Herman a centrocampo, quindi Martino, un Perrotti in formissima e Gertù ad assistere la prima punta Broso. Da Mestre vengono segnalati in arrivo almeno 80 spettatori, circostanza che ha mosso la società di casa a dividere gli ingressi. Ai tifosi ospiti verrà riservata la tribuna centrale, mentre i supporter dell'Union Clodiense e gli sportivi chiogiotti entreranno dalla riva lungo il Lusenzo e si posizioneranno nella gradinata est lungo Laguna. Ha avuto luogo ieri pomeriggio, lungo la battigia dei Bagni Astoria, l'esercitazione dei cani per il salvataggio delle persone in mare, organizzata dallo stabilimento da Union Mare Veneto e dai cinofili dell'associazione Pegasus, presenti con 2 unità brevettate per il soccorso acqueo. Dalle ore 16 molti bagnanti, tra residenti e turisti, hanno osservato sulla riva l'evoluzione dei 2 cani sull'acqua, le prove sopra il pad e le istruzioni delle loro guide. Soddisfatti della partecipazione Fabrizio Boscolo di Gebis, Luciano Serafini del gruppo Turismo e Alessandro Berton, il presidente di Union Mare Veneto, che in proprio gestisce gli stabilimenti Bau Beach a Jesolo e ad Eraclea. Gli operatori turistici hanno rimarcato l'importanza delle iniziative nel contesto di spiagge sicure. L'attenzione per gli animali d'affezione, ha detto Berton, è sempre più un must da cui non si può prescindere nell'offerta turistica del litorale veneto e di sottomarina, per riuscire a dare a tutti, inclusivamente, le risposte cercate allo scopo di poter frequentare la spiaggia.